Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Bene, come potete ben vedere ci troviamo finalmente all'interno del nostro menu principale, pronti a intraprendere una nuova avventura per le strade d'Europa. Allora, come potete ben vedere finalmente torniamo su YouTube. Vi ho scritto appunto sulla pagina Facebook che sarei mancato per 20-30 giorni al massimo per via degli esami di Stato, principalmente per le prove scritte. Infatti quest'oggi ho terminato l'ultima prova scritta, ovvero la terza prova, e certamente adesso ci saranno gli orali proprio nei primi giorni di luglio, però sicuramente posso dedicarmi una bella settimana al, come dire, al caricare gameplay, perché era davvero tanto che non ne caricavo. Allora, vediamo un pochettino. Ho iniziato con Euro Truck Simulator perché intanto è da circa un mese che non faccio video su Euro Truck Simulator 2 e c'erano davvero tantissime domande accumulate. Dopo questo video arriverà un video di Formula 1 2013, perché è davvero tanto tempo che non disputiamo una bella gara. Però prima di gettarci ragazzi nelle discussioni, direi di iniziare immediatamente di iniziare direttamente il nostro viaggio. Allora, vediamo nella sezione offerte di lavoro. Lavoro indipendente. Sì, perfetto, l'autore autonomo. Vediamo un pochettino quello che è disponibile. Ci troviamo per adesso a Londra. Da Londra ci sono davvero tantissimi carichi che partono probabilmente per l'altra parte della costa. Vediamo metalli pesanti, nitrocellulosa, qualcosa che valga davvero tanto. Vediamo un pochettino, 33.000 euro. Allora, per portare direttamente dei metalli pesanti, no, mi sa che la strada è troppa. 783 km, addirittura un serbatoio, carrelli elevatori. Ecco, già questo potrebbe andare bene. Scavatori dall'altra parte, vediamo un pochettino. 11.000 euro sono davvero pochi rispetto alle mie aspettative. Carrelli elevatori potrebbero andare bene. Allora, partiremo ragazzi dalla cittadina di Londra e ci dirigeremo presso Amburgo. Dovremo arrivare probabilmente l'indomani, proprio verso le 4:40 del mattino. Un viaggio di 23 ore circa. È un viaggio particolare, quindi saremo scortati dalla polizia probabilmente, e vediamo intanto di catapultarci nella nostra strada. Iniziamo bene, un bello sbadiglio proprio per iniziare la giornata. Vediamo un pochettino. Allora, l'NBFG deve essere alla nostra destra. Io direi intanto di accendere il nostro grande motorone e iniziare a procedere per riposarci un attimino. Magari prima di intraprendere questo viaggio è opportuno fare una bella dormita e prepararci per il viaggio. Allora, mi sembra che da queste parti avevo visto una specie di bed and breakfast. Vediamo un pochettino. Attenzione ragazzi, vediamo di evitare incidenti. Ok. Purtroppo il nostro camion ha le sospensioni semidistrutte. Date un'occhiata, siamo al 7% dell'integrità strutturale. Attenzione, vediamo se ci possiamo. Qua siamo in Inghilterra al solito, meno male, me lo sono appena adesso ricordato. Perfetto, deve esserci una bella zona di riposo qui vicino. Come va lo specchietto lì? Ok. Allora, un bell'hotel, bed and breakfast, addirittura sezione informazioni. Ok, possiamo dirigerci all'interno. Allora, parcheggiamo da questa parte e usciremo dopo a marcia indietro. Allora, spegniamo il motore e un intervallo di riposo. Perfetto, ci riposeremo. Ho davvero catalogato tantissime domande, ragazzi. Allora, siamo verso le 8 di sera, proprio al calar della notte, e vediamo di procedere dall'altra parte. Attenzione. Vediamo un po'. Perfetto, allora, vediamo di procedere. Abbiamo probabilmente tutto il carburante al massimo. Forse una tacca l'abbiamo perduta con la scorsa missioncina. Ok, vi ricordo che abbiamo 3.000 euro perché abbiamo acquistato il nuovo garage, quindi non è un problema. Dobbiamo raggiungere i 90.000 euro per avere in permuta, o addirittura per acquistare un nuovo camion per continuare a portare avanti l'azienda. Comunque l'azienda è un qualcosa di secondario ragazzi, perché sicuramente il fuck you time è la cosa più importante che intraprenderemo nel momento in cui arriveremo, ci dirigeremo quindi verso l'autostrada. Allora ehi, attenzione con queste frecce, sempre che mettono le frecce in ritardo, anche nella realtà ragazzi, non è una cosa solo del gioco. Allora, eccoci arrivati. Giriamo il nostro sterzo da 5.000 kg, avremo i bicipiti di Arnold Schwarzenegger. Allora, vediamo un po'. Eccoci qui. Un po' di più avanti, perfetto. Vediamo un pochettino. Allora, abbiamo detto i carrelli elevatori. Vediamo di selezionarli, devono essere dall'altra parte. Perfetto, il semirimorchio è pronto. Adesso vedremo di non combinare guai. Allora, partiamo già con la quinta marcia, in modo tale da stare un pochettino più attenti. Eccoli qua, carrelli elevatori, i soliti Bobcat per lavorare l'asfalto, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Calma. Eccoci. Dai. Ci siamo quasi.
Olè. E partiamo pronti per arrivare dall'altra parte d'Europa. Dobbiamo dirigerci, dobbiamo sicuramente affrontare il territorio francese, dobbiamo attraversare il confine con il Belgio, probabilmente arriveremo anche in Germania. Vediamo un pochettino adesso la strada come verrà articolata. Allora, inizieremo il fuck you time nel momento in cui intraprenderemo l'autostrada per evitare problemi. Allora, attenzione. Londra. No, già stiamo. No, stiamo sbagliando. Mettiamo una marcia ridotta. Presto, andiamo dall'altra parte. Mamma mia, ragazzi, qua ci sequestrano tutto. Patente e anche il nostro semirimorchio. Attenzione, meno male, che sono troppo abituato qui in Italia. Attenzione. Vediamo di fare la barba alla nota rotonda. Attenzione che ci giriamo sotto sopra. Devo riprendere un po' la mano. È davvero tanto che non gioco al computer, precisamente Euro Truck Simulator 2. In questi giorni mi sono un po' dedicato la sera, magari dopo lo studio, a Dota 2, gioco che ovviamente gioco quasi ogni sera perché è un gioco che mi appassiona molto. Allora, credo che questa strada extraurbana possa andare bene. Prima domanda, James Hackaway su Facebook. Prima le domande di Facebook, che sono le più fresche. Allora, domanda, chi pensi che vincerà i mondiali? Come ha giocato l'Italia secondo te? Allora, per quanto riguarda i mondiali, non so davvero chi li vincerà. Credo l'Olanda. Ho un'impressione che l'Olanda vinca i mondiali quest'anno, proprio perché, non lo so, hanno un affiatamento unico, ci sono quei giocatori davvero perno della squadra e possono davvero vincere il mondiale perché hanno una buona squadra. Ovviamente questo è il mio pronostico. Per quanto riguarda invece, attenzione qua alla velocità, ragazzi, 60 miglia orarie. Mi avete detto che in Inghilterra valgano circa 80-90, quindi possiamo mantenerci sul sì 80, perfetto. Comunque, per quanto riguarda l'Italia, allora, la prima partita l'ha giocata molto bene. Ho visto anche Pirlo, che è un giocatore mostruoso, fornisce alla squadra le opportunità per fare gol. Però con l'Inghilterra siamo andati molto bene, perché l'Inghilterra è una squadra, diciamo, a portata dell'Italia a livello di giocatori, e quindi lo schema dell'Italia andava bene. Purtroppo nella partita con la Costa Rica non è andato, o col Costa Rica, non so precisamente come pronunciarlo, forse per la Repubblica della Costa Rica si utilizza l'articolo là, altrimenti il Costa Rica come squadra. Bene, con la Costa Rica è andata male, proprio perché intanto la squadra ha giocato all'1 di pomeriggio, credo, alle 2 di pomeriggio, e in Brasile all'1 di pomeriggio è come giocare, ragazzi, dentro una camera magmatica, e quindi magari i costaricani, credo che si chiamano così, siano molto più abili nel giocare in quelle condizioni atmosferiche che degli italiani. Comunque, nonostante tutto, la tattica italiana non ha funzionato molto bene. Ho visto che ci sono stati tantissimi fuorigiochi, 20 fuorigiochi, roba del genere, proprio perché la difesa avversaria era molto alta, era quasi a centrocampo. Quindi nel momento in cui Balotelli, Cerci, Cassano e dopo Insigne magari non riuscivano neanche ad andare avanti, perché venivano bloccati dalla linea del fuorigioco. Quindi davvero non lo so. L'Italia adesso vedremo come andrà domani con l'Uruguay, mi sembra, però staremo a vedere, ragazzi. Mi farebbe piacere commentarla in diretta insieme a voi la partita. Comunque, vediamo un pochettino. Allora, lasciando perdere quindi questa parentesi del calcio, vediamo di concentrarci su qualcosa di diverso. Attenzione che qua ci rompiamo l'osso del collo. Allora, vediamo un po'. Seconda domanda. Farai dei gameplay su MotoGP 2014 di Sergio Boca? No, perché Sergio, perché MotoGP 2014, cioè in generale i giochi di moto non mi piacciono. L'ho anche citato negli scorsi gameplay di Euro Truck Simulator, però è giusto che mi hai fatto questa domanda, perché sicuramente prima non mi seguivo, forse non hai visto i video precedenti. MotoGP è un gioco che non mi piace molto, perché neanche le gare di motociclistiche non mi piacciono molto nella realtà, quindi preferisco molto la Formula 1. Ho visto, ragazzi, il duo Massa-Bottas nella Williams, che hanno conquistato la pole in Austria. Comunque sono stato molto contento per questa casa automobilistica. Comunque, vediamo un po'. Fai TIFF, Fede Cretti, quando fai TIFF? Bene, per quanto riguarda TIFF non so davvero se continuarlo, ragazzi. Ho visto che la vostra, come dire, il vostro interesse per questo gioco nel tempo è andato a calare, e quindi non lo so se continuarlo. Cioè io voglio continuare la storia, però non so se mostrarvela, perché forse voi siete interessati a un altro genere di gioco. Magari questo gioco potrei giocarlo anche per conto mio. Comunque fatemi sapere le vostre opinioni. Se volete vedere TIFF ve lo mostrerò sicuramente, perché io sono ancora bloccato, perché non so, aspetto magari la vostra opinione positiva su questo gioco, perché ho visto che in confronto agli altri giochi le visualizzazioni su TIFF vadano molto a rilento. Come dire, le
persone che gradiscono Thief sono minori di quelle degli altri giochi, quindi probabilmente vi piace il genere gestionale, strategico, automobilistico, forse quel genere lì tipo Thief, quel genere particolare non è di vostro gradimento, quindi magari lo continuerò da solo per i fatti miei, come ho fatto con Runway, quell'avventura grafica. Infatti l'ho completata, o altri generi di giochi, come per esempio Watch Dogs, per esempio non lo continuerò perché ho visto la vostra opinione, mi avete detto sì, è un gioco carino, però è meglio che non lo continui, magari fai dei let's play, quello che farò, come per esempio dei video originali, magari delle corse, delle partite strane, come su GTA, quella sorta di modalità libera, non proprio la missione principale, perché ho visto che anche qualcuno di voi la vuole giocare, quindi mi ha detto meglio non spoilerare nulla, vogliamo giocarla, va bene, non è un problema. Comunque, quindi non lo so per quanto riguarda Thief, magari mi fate sapere qualche opinione nel prossimo periodo anche su questo video, in modo tale che possa regolarmi. Magari farò anche un bel sondaggio su Facebook. Luca Mariani, come si toglie il limite di velocità? Ho comprato il gioco. Allora, me lo potresti far vedere come sono andati gli esami? Allora, a me molto bene. Allora, ti faccio vedere come si rimuove il limite. Vai nelle impostazioni, opzioni, deve essere tastiera, mi sembra. Vediamo. Aumento retarder, deve essere da queste parti. Allora, tergicristalli, vediamo un pochettino più sotto. Queste sono le visuali. Allora, deve essere qui, forse non l'ho letto. Allora, cruise control deve essere qui. Limitatore di velocità. Vediamo un po'. Aspetta, acceleratore, freno, retromarcia. Limitatore di velocità. Ah, forse non è questa, deve essere nel gameplay. Aspetta. Allora, aspetta un attimo perché devo essere sicuro. Nella sezione del gameplay, vediamo un po'. Eccolo qua, limitatore di velocità. Vai a cliccare l'icona sovrastante, quella qui alla mia bella freccetta, anzi sottostante, rimuovi quindi il limite e puoi andare in pratica come vuoi, a quanto vuoi, puoi andarti a schiantare contro qualsiasi muro, tranquillo. Allora, comunque, per quanto riguarda gli esami, bene, allora ho finito oggi la terza prova, magari ho visto che ci sono anche tante altre domande sugli esami, quindi affronto questa domanda così rispondiamo un po' a tutti. Allora, per quanto riguarda la prima prova, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere come sono andate a voi questi esami di Stato, mi raccomando nella descrizione quale tema avete scelto, come è andata la prova di matematica, chi per esempio era all'industriale, aveva elettrotecnica, facciatemi sapere come sono andate appunto questi esami anche per voi. Allora, vi cito un pochettino la mia esperienza. Allora, il primo giorno, il giorno del compito di italiano, siamo arrivati un'ora prima, non so neanche il motivo, comunque siamo rimasti un pochettino ad aspettare, poi siamo andati in aula. Ho scelto il tema della violenza e della non violenza. Ho parlato un po' di Gandhi, di Luther King come tesi a mio favore, ovvero la tesi della... Aspettate un attimo che passiamo da questa parte. Oh, mamma mia! Tensione. Ok, passiamo. Oh mamma mia, ci hanno fulminato. Questa è stata la ultimate di Zeus, ragazzi. Ok, ho scelto il tema. Allora, sì, ho scelto Gandhi e Luther King come documenti più importanti da citare. E ho trattato ovviamente il tema della non violenza come mio tema preferito. E ho posto come tema, come controtesi, quindi come antitesi, quindi il movimento anche in Italia, il movimento totalitario in generale. Ovviamente il fascismo, lo stalinismo, anche il nazionalsocialismo di Hitler. Quindi ho posto Gandhi e Luther King come modello esemplare. Poi ho utilizzato una sorta di antitesi basata sui regimi totalitari in Europa durante questo periodo. Ho parlato un po' della violenza in generale. Comunque credo che sia andato bene. Poi magari vediamo, vi faccio sapere anche il voto, ragazzi, finale magari dell'esame, quando ci sarà anche l'orale. Vi ho detto, l'orale sarà nei primi giorni di luglio, precisamente il 4 luglio. Come gli americani si sono liberati dagli inglesi, io avrò la mia indipendenza il 4 luglio e mi libererò da questa scuola finalmente, così poi video a manetta alla grande, ragazzi, proprio mi sbizzarrirò in tutto quello in tutti i giochi che ho appunto disponibili. Comunque, la prova di matematica era abbastanza difficile. Integrali, a calcolo di aree, volumi, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, domini, tutto da determinare. Ma me la sono cavata bene perché matematica... maledizione, limite di velocità. Perché in matematica comunque abbiamo avuto... cioè, quegli argomenti li avevamo studiati molto bene, quindi siamo stati, come dire, i favoriti per quanto riguarda... Perché sicuramente per quanto riguarda gli integrali, perché è stato uno degli ultimi argomenti e quindi è di solito uno degli argomenti che si sa meglio. No, dove sto andando? Maledizione. Allora, con calma,
mamma mia, questa dannata Inghilterra. Attenzione, attenzione. Allora, devo girare dove? Giusto, devo girare da questa parte. Dove sto andando? Ok, vediamo un po' che... Scusate ragazzi. Mentre per quanto riguarda la terza prova, oggi c'è stata una bella... Attenzione. Vediamo di procedere da questa parte. Ci sono state le solite 5 materie. Io ho avuto inglese, inglese, allora vediamo un po'. Inglese, storia, geografia astronomica e inoltre anche storia dell'arte. Ma mi è andata abbastanza bene, credo in generale discreta. Comunque vi voglio far sapere che sono stato molto fortunato, perché vi voglio far capire come ho indovinato una data. Allora, bisognava una delle domande era appunto la battaglia di Stalingrado, ovviamente quando si era svolta, ovviamente era la prima parte dell'operazione Barbarossa, però io sono riuscito a ricordarmi appunto il periodo dell'anno, perché all'epoca, tantissimo tempo fa, ho giocato a un gioco chiamato Commandos. Non so se l'avete mai sentito nominare, Commandos, con il berretto verde, il cecchino, il geniere. E mi ricordo che c'era la battaglia di Stalingrado proprio in inverno, e ho indovinato proprio la domanda, perché davvero ho avuto questa sorta di lampo di genio, chiamiamolo così. Quindi davvero penso che sia andata anche abbastanza bene, e in generale credo che andrà anche bene la sezione degli orali, perché non credo che avrò particolari problemi. Poi vediamo, magari facciamo corner come al solito, però penso che sia andato bene. Va bene, adesso abbiamo parlato un pochettino degli esami in generale per giustificare anche la mia assenza, e ovviamente ragazzi, purtroppo alla fine del quinto anno ci sono questi dannati esami. Chi non li ha fatti, sarò dalla vostra parte anche quando li farete, magari il prossimo anno, chi è in quarto adesso. Allora, continuerai GTA 5 di Jacopo Meliconi? No, non credo che continuerò GTA 5 per il momento, perché ci sono tanti giochi che adesso voglio portare avanti. Un gioco è Rom, sicuramente Rom lo voglio portare avanti, come mi avete fatto notare, e magari quando completerò la campagna in ROM durante l'estate, ad agosto, così vedrò anche, se non avrò altri giochi disponibili, di lanciarmi anche sui vecchi titoli come GTA, che ho lasciato un pochettino indietro. Va bene, qual è il tuo programma per il canale per i prossimi mesi? Cosa hai intenzione di fare per i tuoi fan? Farai poi Far Cry 4 di Manuel Guadagno. Va bene, per quanto riguarda i prossimi mesi, ho intenzione di portare a termine tutte le serie che sto facendo per adesso, quindi Eurotrack, al solito, Formula 1 e Rome Total War Tropico, lo finiremo immediatamente perché anche quello è un gioco interessante. Vediamo un pochettino. Thief, se ovviamente ragazzi, come dire, stiamo registrando, sì, perfetto, che questo bel colpo di lag. Comunque Thief, se avete intenzione ragazzi di vederlo, io ve lo ovviamente mostrerò, sono ancora fermo a quel punto. Per quanto riguarda idee innovative, per adesso ma non ne ho. Magari The Sims 4 potrà essere un prossimo acquisto, quindi magari possiamo concentrarci su quel gioco. Il 3-4 settembre, non so quando uscirà preciso. Comunque penso che mi concentrerò sul portare a termine le serie che ho iniziato in passato. Sì, perfetto. Per quanto riguarda un'altra domanda, vediamo un po'. Vediamo. Allora, ecco, farai dei gameplay su FIFA 14 di Gianmarco Zanti? Non credo, perché il calcio non è proprio di mio gradimento. Quando ovviamente sto seguendo adesso i mondiali, perché la nazionale è la nazionale, bisogna seguirla ad ogni costo, però non credo che mi concentrerò su giochi di calcio. Eddie leggi manga, Luca Carella, sì, ho una scorta di manga, ho caricato anche una foto su Facebook di tutti i manga che ho disponibili. Non ce ne sono di nuovi, perché in questo periodo con gli esami non ho avuto tempo neanche di leggere i manga vecchi, come per esempio Shinji no Kyoji, L'attacco dei giganti, o addirittura altri manga, quindi no, sono sempre quelli della foto. Puoi vederli sempre su Facebook. Intanto ragazzi, qua Fossi a tutta forza, le sospensioni ce le stiamo facendo a fettine. Tanto passa un Boeing 555 in arrivo da Manhattan, anzi dal JRF Kennedy di New York. Vediamo un pochettino. Addirittura Emanuele Andreacchio ci spieghi come hai raggiunto il successo. Beh, successo è una parola grossa però va bene, ti spiego la mia esperienza. Allora, tutto è iniziato appunto un paio di anni fa, credo che saranno passati 2 anni. Intanto ci passa la Lufthansa sulla testa, speriamo che regga questo ponticello, se no qua GGVP ragazzi. Comunque vi racconto la mia esperienza. Come dire, ho iniziato un paio di anni fa facendo video sui giochi che mi piacevano di più. Prima Shogun, i giochi che mi piacevano sicuramente rispetto agli altri, e che sicuramente all'interno dei quali mi trovavo a mio agio. Shogun, Tropico 3,
3 addirittura, anche Tropico 4, quindi dei giochi molto particolari. Poi anno 2070, con il tempo le persone hanno visto quindi questi giochi, abbiamo condiviso le stesse idee e poi mi sono allargato verso altri generi come Far Cry, Hitman, questo genere un po' particolare, anche il genere automobilistico. Mi ricordo la prima settimana di Pasqua di 2 anni fa ho caricato il primo video, quindi proprio in quel periodo ho caricato Formula 1 e quei giochi sono piaciuti tanto e abbiamo condiviso insieme tutte queste idee. E poi pian piano, come sta succedendo anche adesso, le persone, come dire, cioè una vasta come dire, sezione di italiani e anche di stranieri che piacciono, che sicuramente gradiscono questi giochi, come dire, continuano a seguire l'andamento, e quindi così, proprio in maniera naturale e spontanea, facendo quello che mi piaceva. Quindi è successo, come ho detto, è una parola grossa, però sono andata avanti facendo appunto quello che più mi piaceva. Allora, vediamo un po'. Eddie, che programmi, attenzione, che programmi devo scaricare per fare dei video sul mio PC? Comunque sei grande, di Edoardo Mangoni. Allora, programmi. Allora, se tu sei all'inizio, sei un principiante, diciamo, ancora non hai molta dimestichezza con il mondo dell'editing, ti consiglio intanto di, se puoi, acquistare un programma come di registrazione. Ce ne sono molti: Fraps, Dixtory. Io ho iniziato con Fraps, poi più avanti mi sono un pochettino evoluto e anche io, come dire, io quando ottengo la sicurezza di un registratore, di un catturatore, quindi di immagini, video, mantengo sempre quello. Fraps mi aveva dato dei problemi di rallentamento, problemi ovviamente di audio, e ho deciso di acquistare questo Avermedia Game Portable, e lo puoi trovare a circa 150 euro, forse anche di meno, come dire 130 euro, 120. Comunque, per quanto riguarda i programmi, ti consiglio Fraps. Se sei, come dire, in grado di lanciarti proprio nell'editing spedito e sicuramente elaborato e complicato, scaricati o addirittura compra il programma, come si chiama l'edizione? Sony Vegas Pro, ecco, non mi veniva in mente. O addirittura acquista il programma AVS Video Editor, che è un programma molto buono, anche molto semplice per editare i video. Quindi in pratica si registra il video, si posiziona all'interno di questo programma e tramite un'elaborazione la quale si basa nettamente sulle prestazioni del tuo processore, tramite questo processo verrà ultimato il video, che potrai poi caricare su YouTube o su qualsiasi altro come dire elemento di rete che tu preferisci. Attenzione, passiamo quest'altro ragazzone. Allora, Edward, vediamo un pochettino. Sì, questa domanda già l'abbiamo letta. Allora ragazzi, ho fatto una piccola pausa, adesso ci troviamo immediatamente nella nostra schermata principale proprio per selezionare qualche altra domanda, visto che sono davvero tantissime. Allora, vediamo di procedere con ordine. Allora, abbiamo risposto alla nostra domanda del successo, i progetti per il futuro, di Daniel Guadagno. Allora, per quanto riguarda il futuro, intanto pensiamo all'estate. Cercherò di fare tantissimi gameplay, proprio perché è un modo molto fico per rilassarsi, almeno per quanto riguarda la mia opinione. E per quanto riguarda poi il periodo autunno-inverno, vedremo, perché inizierò l'università e vabbè, sicuramente caricherò sempre gameplay, però magari con una frequenza minore, però sicuramente continueremo. Progetti per il futuro particolari, non lo so, vedremo. Vediamo un pochettino qualche altra bella domanda. Farai dei gameplay su Rust di Toshe Zakatov? Credo di averlo letto in maniera sbagliata, però vabbè. Dei gameplay su Rust non lo so. Ho visto che sta per uscire una nuova patch che rinnoverà il modo di giocare e forse qualche gameplay nuovo lo farò. Un'altra domanda, Lollo Costa, che macchina hai? Ho una Panda color azzurro, fantastico, aspirata credo a benzina 1000 cc. Non è granché, però il suo dovere lo fa. Per quanto riguarda Davide Piccolo, freniamo e qua ci ammazziamo. Quando continui ROM lo continuerò nei prossimi giorni. Finirò Formula 1 2013, ovvero il Gran Premio dell'India. Le qualifiche vanno bene ragazzi, le prove libere l'ho finite primo, quindi pensate un po'. Poi vedremo ovviamente come andranno
E poi, come dire, poi vediamo sicuramente i prossimi gameplay di The ROM quando arriveranno, non ve lo so dire adesso, però sicuramente molto presto. Allora, vediamo. Tiziano, Atake e Petrocchi. Allora, Eddie, ho giocato a Medal of Honor 2010 e sembra migliore. Aspetta che freniamo, se no ci rompiamo la testa. Allora, sembra migliore di Warfighter. Quale ti piace di più tra i due? Se ti piacciono. Ops. Allora, Medal of Honor, la serie di Medal of Honor non mi piace molto. Io ho acquistato tanto tempo fa, mi sembra, Medal of Honor, non mi ricordo quale, però per la PlayStation 3. Però non mi piaceva molto come gioco, lo stile di combattimento era fuori dai miei schemi e quindi non lo so davvero. Il Medal of Honor che mi è piaciuto di più è stato Allied Assault, quando c'era lo sbarco in Normandia. Però stiamo parlando di 8 anni fa, quindi davvero non mi piacciono questi due giochi che mi hai citato, quindi non saprei consigliarti. Che ne pensi della nuova Formula 1? Allora, con l'introduzione dei nuovi motori turbo sicuramente il rombo dei vecchi motori è andato un pochettino a perdere qualcosa, e questa è la cosa che mi piace meno del nuovo mondo automobilistico. Come dire, le macchine sembrano quasi identiche a livello di rombo del motore. Questa è una cosa che un po' non mi piace, perché il rombo della Ferrari una volta era quello, caratterizzava la Ferrari e così via, quindi magari questo può farci un po' pensare. Beh, questa è l'unica cosa che per adesso non mi piace. Poi vedere sempre queste Mercedes che sfrecciano insieme, Rosberg anche molto interessante. Vediamo, ci sono ancora, il campionato si sta evolvendo, vediamo come andrà. Però il fatto dell'acustica è una cosa che non mi piace particolarmente. Allora, vediamo un po' qualche bella domandina. Attenzione, comprai The Sims 4 di Domenico Zappalà, certo. Vediamo un po'. Eddie, come ti sono andati gli esami? Te l'ho appena citato. Di Accardi Giovanni Eddie. Eccolo qua. Ah no, Eddie. Ah no, Giovanni. Avevo visto Eddie in azzurro. Quindi no. Accardi Giovanni, perfetto. Farai Far Cry 4 di Giovanni Mancini. Sì, credo di fare Far Cry 4. Allora, io ancora non ho osservato il gioco, perché alle 3 purtroppo 2014, appunto alle 3 2014 di quest'anno non ho potuto assistere quasi niente, perché appunto ero intento a studiare. Quindi non so, ancora non ho visto molto, ho visto solo The Sims 4 e Battlefield Hardline. A proposito, ho addirittura scaricato la demo, più che demo la beta, e quindi sembra carino questo nuovo Battlefield, però magari bisogna migliorarlo secondo alcuni punti di vista. Comunque, per quanto riguarda come dire, questo E3 2014 non ho potuto osservare Far Cry 4, però magari lo comprerò. Però vediamo come andrà più avanti, come lo miglioreranno, perché voglio qualcosa di innovativo, magari un'altra storia bella come la storia di Far Cry 3. Altrimenti, se la storia, la trama non è la colonna portante di questo gioco, non credo che lo acquisterò, perché di sparatutto ne ho davvero tantissimi. Quindi magari vediamo un po'. Con Arma 3 farai gameplay di Arma 3 di Sabatino Simone. Sì, non credo di fare gameplay su Arma 3, perché è un gioco che non mi è mai piaciuto, non mi è mai appassionato più di tanto. Un simulatore di guerra che a mio parere proprio, cioè non mi piace davvero, perché è proprio molto complesso, non sono riuscito mai a giocarci completamente al massimo, quindi non mi piace. Edward, faresti dei gameplay su MotoGP? Di Gabriele Savatteri, come appunto hai sentito nella prima domanda, nella seconda domanda, non mi interessano i giochi di moto, proprio perché anche la MotoGP in sé non è di mio gradimento, preferisco molto la Formula 1. Allora, vediamo un pochettino. Eddie, ho appena iniziato a fare video su YouTube con degli amici. Che consigli mi dai per fare buoni video? Emiliano Dacri. Allora, per quanto riguarda questa domanda, penso che per fare dei buoni video intanto devi avere un ottimo stato d'animo, quindi mi raccomando, ottima passione per fare il tuo video. Sicuramente devi riuscire a metterci del tuo, una sorta di originalità. Io per esempio, secondo sempre ovviamente quello che ti piace. Ti faccio un esempio: io quando ho fatto i video di Formula 1 2013 mi piaceva davvero molto Cars, quel cartone animato fantastico. Gli ho messo la sigla simile, creata da me, quindi con i pochi mezzi che ho, perché io per quanto riguarda grafica, editing, cose artistiche proprio sono negato. Però ci ho messo del mio e sicuramente è piaciuta, tanti me l'hanno detto. Comunque metterci del tuo all'interno di ogni cosa che fai, e anche riuscire a divertirti insieme a quelli che ti guardano. Il bello è anche far divertire gli altri, quindi un pochettino una cosa abbastanza interessante. Quindi mi raccomando, vediamo un pochettino qualche altra domanda. Allora,
Vediamo un po'. Da questa parte. Sì, queste sono domande già lette. Vediamo. Ah, qualcuno, adesso non lo ricordo, però qualcuno mi ha domandato di The Forest. Scusa se non mi ricordo il tuo nome, però... oh, porca miseria, attenzione. Eccolo, attenzione che non ti leggo. Eccolo qua, Marcello Piras, stai attento che mi stai facendo investire. Allora, ricordatelo che mi dovrai inviare un bel assegno al mio camioncione perché si è distrutto. Allora... stavo dicendo, per quanto riguarda The Forest, intanto qui c'è la bella foresta. Qua sulla destra, ragazzi, saranno i cannibali che si divorano l'uno con l'altro. Comunque credo che per quanto riguarda The Forest non credo che farò dei video, perché è un gioco davvero molto interessante. La sopravvivenza è trattata molto meglio su The Forest che su Rust. Questa è la mia opinione, perché ho visto come si compone la casa, si compongono gli elementi per sopravvivere, come si cucina. Per me The Forest ha un potenziale nettamente superiore a Rust, perché cioè, a me ovviamente il fatto delle battaglie su Rust non è che piaccia così tanto, però The Forest è davvero molto interessante. Il problema è che ancora sicuramente è pieno di bug, perché è una alfa, una beta, non lo so, però sicuramente è un gioco dal grande potenziale. Il problema di questo gioco è che è ancora troppo ripetitivo, non c'è una grande varietà di elementi e di azioni da poter fare. Comunque, come dire, ancora è molto ristretto come gioco, a mio parere. Dovranno ampliarlo meglio, creare molte nuove iniziative, perché io l'ho giocato a casa di un amico e ho visto che è un gioco davvero molto interessante, però dopo un po' scoccia. Quindi fare sempre la stessa cosa a lungo andare stanca. Se aggiungeranno delle nuove iniziative, dei nuovi elementi, magari farò dei video abbastanza anche interessanti. Però ancora non mi piace granché per quanto riguarda questo punto di vista. Allora, attenzione, giriamo verso Oshford. Attenzione. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo di fare un bel giretto. Calma. Vediamo la curva all'interno, il punto di corda. Perfetto. Allora, eccoci in coda. 17 km alla fine. Allora, dobbiamo essere rapidi, ciao Edward, volevo dirti se farai un gameplay su Homefront. Aspettate un attimo. Sì, Revolution è un gioco molto bello, non ancora uscito. Se non lo conosci vai su YouTube. Amir Ibrahima. Per quanto riguarda Homefront, io ho giocato il primo Homefront, quello dell'invasione della Corea nei riguardi degli Stati Uniti, però non mi è piaciuto tanto. Magari questo me lo vado a vedere e vedremo un pochettino come si presenterà. Va bene, vediamo qualche altra bella domanda sui Pokémon. Ne avevo letta una sui Pokémon, attenzione. L'avevo letta da queste parti. Vediamo un pochettino. Ah, eccola. È di fare una serie sui remake di Pokémon Rubino e Zaffiro. No, perché i Pokémon... Ora qualcuno di voi mi ucciderà, però i Pokémon non mi sono mai piaciuti. Non so perché, però io avevo addirittura nel Nintendo DS il gioco di Pokémon Diamante, mi sembra. Però ci ho giocato tanto, però non mi ha mai appassionato a tal punto come Animal Crossing, che quello era bello, da farci video, addirittura appassionarmi così tanto. Quindi ragazzi, davvero non credo che farò gameplay su questo genere. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati al termine del nostro lavoro. Avete visto 17 km alla fine. Ho solo abbreviato il circuito, il tragitto, perché le manovre di parcheggio sono state davvero molto complicate. Però nonostante tutto sono riuscito a completare il lavoro al massimo, credo. Ottimo lavoro, quindi tanti soldi e tanta esperienza. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.